Serie B-Win. Tutti i colori della passione. È la 27esima giornata della Serie B-Win. Al Braia di Modena va in scena uno scontro decisivo. Il Sassuolo, 28 punti, è alla ricerca della quinta vittoria stagionale fra le mura amiche. Per farlo Gregucci schiera un 4-3-1-2 con Riccio alle spalle di Bruno e Catellani. Trasferta delicata per il Crotone di Corini. Perdere infatti significa essere risucchiati pericolosamente nei bassi fondi. Arbitra Merchiori di Ferrara ed è subito il Sassuolo a partir forte. Passano solamente 120 secondi di gioco quando un cross sulla destra di Rea trova Riccio che fa sponda per Bruno. Il tiro, attenzione, il gol di Bruno dal limite dell'area col mancino. Quarto sigillo stagionale per il bomber napoletano che porta in vantaggio il suo Sassuolo. Rivediamo il duetto al limite dell'area tra Riccio e Bruno ed è subito vantaggio Sassuolo che con una partenza sprint imprime subito il vantaggio alla gara. Il Crotone è stordito e quindi Sassuolo ci riprova, ancora il taglio per Bruno, l'inzuccata però non trova il bersaglio grosso. Ancora Sassuolo e ancora Bruno, la girata dal limite dell'area di prima intenzione senza guardare, la parabola è fastidiosa per Belek ma termina a lato di poco. Prova a mettere la testa fuori dal guscio il Crotone, ma il tiro dal limite di Caetano trova solamente una traiettoria troppo alta per impallidire la difesa del Sassuolo. Ancora Crotone, Cutolo dal tre quarti, stavolta Djuric ad incornare, ancora palla fuori. Niente da fare, ancora Sassuolo in vantaggio. Poi su schema da calcio di punizione, ancora Bruno che in girata, senza pensarci due volte, prova ad impensierire Belek, che però devia in calcio d'angolo. Nella ripresa il Crotone è un'altra squadra, Corini inserisce Loviso in cabina di regia e il cambiamento si vede, anche se è ancora il Sassuolo a partir meglio. Calcio d'angolo, non ci riesce la difesa ospite a scartare la palla fuori dall'area, poi un parapiglia in mezzo all'area, ci riprova anche Rossini, però sbroglia la difesa crotonese. È Corini molto pensieroso, pensa come fare per pareggiare, ma è ancora il Sassuolo che con Rea ha l'occasione grossa per raddoppiare, però il piattone del difensore, del terzino destro del Sassuolo termina fuori. Loviso, calcio di punizione, sono i calci piazzati a fare la differenza, è abruzzese infatti ad incornare e a sfiorare il palo alla destra di Pomini. Nulla da fare, 1-0 ancora per il Sassuolo, ma è un buon Crotone che ci riprova sul calcio d'angolo. Il colpo di testa di Djuric, miracolo di Pomini che si oppone all'incornata di Djuric, va vicinissimo il Crotone in questa circostanza al pareggio. Cutolo col mancino da tre quarti, ancora calcio piazzato, niente da fare, né Djuric né Abruzzese riescono a trovare il tap-in vincente. Nel miglior momento del Crotone però è il Sassuolo a mettere la testa fuori dal guscio. De Falco duetta con Quadrini, neontrato il diagonale di De Falco sul primo palo e trova il gol del 2-0. Partita in cassaforte per il Sassuolo al 30° del secondo tempo. De Falco, rivediamo, duetta con Quadrini al limite dell'area, poi dritto per dritto il rasoterra che buca l'estremo difensore sloveno e pone il sigillo sul 2-0 Sassuolo alla mezz'ora del secondo tempo. Addirittura il Sassuolo cerca il 3-0, sarebbe un po' troppo, ma Bruno cerca la doppietta personale, Belek si oppone e la partita termina qui. Sassuolo batte Crotone 2-0, è una vera e propria boccata d'ossigeno per gli uomini di Gregucci, mentre ora il Crotone di Corini deve guardarsi alle spalle perché la zona salvezza è distante pochissimi punti.